Ci troviamo nel Parco dei Nebrodi alla scoperta di un angolo verde, sicuramente uno scrigno naturalistico tra i più importanti del nostro territorio siciliano. Un'area dove sicuramente l'ecosistema forestale la fa da padrone, dove sicuramente specie vegetali e specie animali si animano in questo componimento e dove sicuramente la parte vegetale, la parte di queste essenze arboree con il grande patriarca, con il grande acero montano, fa da riferimento in questo contesto, in questo comprensorio, proprio sotto Montesoro e giù verso i laghi, i laghetti del Biviere e del lago Maulazzo, Biviere di Cesarovi ovviamente. Siamo al bosco Sollazzo Verde nel cuore del Parco dei Nebrodi. Poco fa abbiamo fatto un bel giro in macchina potendo scorgere molte specie che abitano il bosco di Sollazzo Verde, le quali il faggio, il quercia e anche la rosa canina, una specie particolare che produce delle bacche, così chiamate, ma non sono bacche, sono dei falsi frutti di colore rosso che spiccano moltissimo tra i rami secchi del periodo, appunto. Queste bacche, questi frutti si possono utilizzare per ottenere delle ottime marmellate ad effetto, diciamo, energetico e anche ricche di vitamina, soprattutto la vitamina C. Parliamo di zone umide, come abbiamo detto già, le zone umide sono favorevoli per la colonizzazione di certi vegetali, come nel caso dei muschi che possiamo vedere, formano dei cuscinetti che possiamo trovare non solo nelle rocce, ma anche negli alberi, insieme ad un'altra categoria di vegetali inferiori che sono i licheni. Come li possiamo vedere, i licheni quindi che macchiano di bianco in quel caso le cortecce del faggio. Questo ambiente è particolarissimo e molto bello durante il periodo autunnale, perché possiamo vedere il cambiamento dei colori degli alberi, che io trovo molto piacevole comunque passeggiare in queste distese. Per gli escursionisti o per chi piace affrontare delle passeggiate è possibile fare anche dei fuorisentiero tra muschi, licheni, questi maestosi alberi di faggio e perché no possibile trovare anche dei funghi lungo il sentiero. L'obiettivo principale della nostra federazione è quella di mettere insieme paesaggio, uomo, cultura, tradizioni. È una opportunità per noi tutti quella di poter scoprire angoli d'Italia, angoli che altrimenti resterebbero e restano al di fuori dei circuiti turistici. Visitare angoli nascosti della nostra nazione è uno degli obiettivi nostri, quello ovvero di fornire momenti di conoscenza. Per i territori si sviluppano così quelle opportunità legate ad uno sviluppo sostenibile, ad un ecoturismo, a delle fonti integrative del reddito.
I produttori di Malvasia hanno torto quando dicono che la Malvasia è il vino che hanno portato i greci nel VI secolo a.C. Noi non abbiamo idea di che cosa fosse quel vino, ma certamente non era la Malvasia. La Malvasia giunge a Salina, che è il luogo principale di produzione, agli inizi del Seicento, probabilmente con una colonia di veneziani che, scacciati dai turchi dall'isola di Candia, dove avevano fatto fortuna producendo e commerciando Malvasia, giungono a Salina introducendo la coltivazione della Malvasia e la produzione tipica di questo vino passito. La Malvasia dura parecchi anni prima di affermarsi, perché per 2 secoli abbiamo labili tracce qua e là di questo vino che viene consumato a livello comprensoriale, a livello locale. Poi, all'inizio dell'Ottocento, una vera e propria esplosione. Succede che i mercanti salinari, con le loro piccole barche, portano la Malvasia nel porto di Messina, dove c'erano 10.000 soldati inglesi che erano lì, che stavano affrontando l'avanzata di Napoleone. E qui la piccola storia dell'isola di Salina si coniuga con la grande storia, perché questi inglesi che scoprono la Malvasia attraverso i mercanti di quest'isola cominciano a bere vino, cominciano a bere Malvasia e bevono Malvasia per 10 anni, tanto quanto stanno là, tanto quanto durano le guerre napoleoniche. E naturalmente tutto questo porta quest'isola a crescere in maniera enorme, perché si mettono a produzione tutti i terreni dell'isola, si comincia a terrazzare l'isola fino alla cima del Monte Fossa delle Felci, cominciano a venire i mastri d'ascia, si costruiscono le barche sull'isola, si trasporta la Malvasia per tutto il Mediterraneo e in breve la Malvasia delle Eolie, la Malvasia di Salina, diventa una merce preziosissima, pregiata. Dà una forza economica all'isola di Salina che le permette di avere l'autonomia da Lipari e nel 1863 diventa comune autonomo da Lipari e ha uno sviluppo naturalmente notevole. E noi arriviamo ad avere in quest'isola quasi 9.000 abitanti nel 1888. Dico 1888 perché il 1888 è la data più funesta che esiste. Arriva la fillossera e distrugge in 18 mesi tutti i vigneti e finisce il modello di sviluppo che ha caratterizzato Salina, un modello basato sulla monocultura della vite. Qui si produceva la Malvasia, si produceva il vino bianco, il vino rosso, l'uva passa, la passolina e si vendevano persino i graspi e le bucce delle uve spremute. Pensate, nel 1884 la goletta Unione, la più grossa goletta che ha solcato i mari di quest'isola, aveva portato alla Stock di Trieste le bucce di Malvasia con cui si produce per la prima volta lo Stock 84. Il carrubo è in origine una pianta spontanea del bacino del Mediterraneo. Innestata dagli agricoltori per migliorare piante e frutti, è diffusamente coltivata in Maghreb, Grecia, Cipro, Spagna, Italia meridionale e Sicilia. Albero sempreverde che può raggiungere dimensioni considerevoli, è molto apprezzato perché richiede poche cure. Inoltre, il suo fogliame sempreverde crea preziose zone d'ombra anche in luoghi aridi e assolati. Fornisce inoltre frutti dalle svariate proprietà.
noi siamo in quella parte dei territori in cui siamo fortunati sotto questo punto di vista, perché siamo in quella parte dei territori in cui il carrubo viene anche coltivato, viene anche curato. Riusciamo anche ad impiantare carrubeti, abbiamo impiantato diversi ettari di carrubeto che ci vogliono anni prima di poterli raccogliere, però questo d'altro canto ci dà un riscontro importante nella tutela del paesaggio dove noi ci andiamo a trovare. Siamo in una zona molto arida, quindi la presenza di questo verde, di questo carrubo, degli uccelli, sono tante cose particolarmente interessanti per il territorio. Il carrubo, insieme all'ulivo e al mandorlo, caratterizza il paesaggio della Sicilia sudorientale. Dai frutti del carrubo si ottengono delle paste alimentari che possono sostituire il cioccolato. Uno sciroppo dolce, conosciuto in Sicilia come vino cotto, dagli intenditori è preferito al miele e allo zucchero per condire crespelle e frittelle. Con le carrube si confezionano anche torte, biscotti e budini. I semi del carrubo, lucidi come pietre dure e dal colore bruno intenso, hanno forme regolari e levigate. Un tempo venivano chiamati carati e danno il nome, ancora adesso, all'unità di misura per valutare la dimensione delle pietre preziose. Ogni seme corrispondeva a un carato. Da questi semi oggi si ricavano farine prive di glutine e paste utilizzate come addensanti per alimenti e cosmetici. La polpa del carrubo, riservata nel più recente passato all'alimentazione animale, sta tornando ad essere apprezzata come parte dell'alimentazione umana. Se l'odore intenso e il sapore zuccherino e peculiare sembrano allontanare le carrube dai gusti dei consumatori di oggi, la forte connotazione territoriale insita nel sapore e negli odori di questo alimento interessa da qualche tempo i migliori chef e pasticceri siciliani, che inseriscono polpa e sciroppi di carrube nelle loro ricette, dal salato ai dessert. Le carrube, al di là del loro gusto e odore inconfondibili, contengono abbondanti vitamine, sali minerali, zuccheri, grassi e fibre. Pianta di facile coltivazione, preziosa per i suoi frutti e semi, da anni protetta anche per la sua bellezza, il carrubo può tornare ad essere oggi una risorsa per l'economia agricola locale, per il mantenimento del paesaggio e per l'equilibrio ambientale di vaste zone del Mediterraneo.
Quando ho fatto 90 anni, mia figlia ha dovuto fare per forza una torta grandissima, e sopra la torta all'improvviso ha fatto mettere una barchetta, perché siccome io quando avevo 18 anni, con la testa dura che avevo, da Vulcano a Canneto sono arrivata con la barca, con mia mamma. Arrivata a metà strada, mia mamma ha detto andiamo nel porto di Lipari perché tu mi fai morire a mare. E io gli ho detto no, dobbiamo andare a Canneto. E allora tanto ho remato fino a che siamo arrivati a Canneto. Arrivata a Canneto è venuta tanta gente sapendo che mio papà aveva già fatto sapere che eravamo là in viaggio. E allora arrivata a Canneto sono venute tante persone e ho detto ma sei stata una vigliacca a venire da Vulcano a Canneto con i remi, ma come ti senti? E ho detto guarda le mani come sono, avevo le mani piene di sangue perché remando diciamo sono venute delle bolle e le bolle poi sono... Però ho dovuto vincere per forza io. E allora i miei figli per forza hanno voluto fare questa torta con questa barca come un grandissimo ricordo. Io sono stata contenta perché ho ammirato i miei figli che hanno saputo sua mamma veramente che donna, che ragazza era ai 18 anni. Sì, io una guerra l'ho passata un pochettino bruttina veramente, no? Non di mangiare non ci mancava niente, perché mio nonno... Con la campagna. Però il spavento ce l'abbiamo preso. Poi non si poteva tanto viaggiare perché il mare era pieno di mine e se per combinazione diciamo, la barca prendeva una mina, in fondo te ne poteva andare là. Però quando io sono venuta qua, siccome mio marito no, perché era mio marito, ma era il ragazzo più bello che c'era qua a Lingua. E allora tanti ragazzi lo pretendevano. Quando io sono arrivata con le scarpe con i tacchi, con il marto nelle unghie, con il rossetto, con permanente, ho detto mamma mia questa cosa che deve fare qua. Invece si vede quello che ho fatto 7 figli e grazie a Dio abbiamo proprietà, abbiamo casa, abbiamo tutto. Contenta di quello diciamo, che ho fatto, ma perché diciamo, avevo un coraggio enorme, diciamo, mio papà diceva ma tu maschio dove nasce, no femmina.